Benvenuti allora ancora ad una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Questa settimana ci sono io, Mimmo Vita, a differenza di Renzo Micheletto, con me il direttore di Veneto Agricoltura, Alberto Negro, ingegnere Alberto Negro. Perché? Perché abbiamo un dato importante da darvi. Proprio fra poco partirà la conferenza stampa annuale di Veneto Agricoltura sull'andamento del settore agricolo l'anno precedente, quindi nel 2018, lo fanno tutti gli anni. Noi abbiamo un dato, e partiamo da questo così anticipiamo per certi versi quello che verrà detto in conferenza stampa, ovvero la produzione lorda agricola veneta nel 2018 ha superato i 6 miliardi di euro, l'anno scorso era leggermente sotto, quest'anno è abbondantemente sopra 6,4 miliardi di euro. Allora Veneto Agricoltura propone questi dati tutti gli anni. Una domanda con una risposta velocissima, direttore: perché Veneto Agricoltura fa queste cose? Fa queste cose intanto perché ritiene che sia importante mantenere questa relazione con gli imprenditori e quindi con chi è nel settore del primario, quindi raccogliere i dati direttamente dalle diverse fonti che ce le forniscono, per poterli poi raggruppare e girare poi al mondo politico, perché sicuramente la politica è molto interessata a questi dati, ai consorzi, alle imprese, ai rappresentanti delle imprese che hanno bisogno di sapere, indipendentemente dal loro piccolo orticello che stanno guardando, come il mondo si sta muovendo nel Veneto. Quindi attrezziamo il mondo agricolo e agroalimentare veneto con delle armi, tra virgolette, per poter aggredire il mercato. Sì, per capire come il mercato si sta muovendo, e devo dire che c'è molta soddisfazione nel raccogliere questi dati e nel poterli trasmettere, perché normalmente c'è una platea molto vasta, molto ampia, che aspetta di ricevere proprio da Veneto Agricoltura questi numeri. Teniamo presente che siamo una delle pochissime, se non l'unica, istituzione che raggruppa questi numeri e li fornisce al mondo del primario in Italia, e quindi abbiamo e vogliamo mantenere questo primato in Italia per l'importanza che sicuramente ha. E allora vediamo di questi numeri che sono stati proposti e predisposti dal team del direttore, che segue ovviamente tutto il settore economico regionale. Beh, possiamo cominciare a vederne alcuni. Come avevi detto tu, Mimmo, la produzione è notevolmente cresciuta. Siamo a 6,4 miliardi di euro di produzione. Teniamo presente che l'anno scorso eravamo appena sotto i 6 miliardi, quindi siamo cresciuti in maniera molto importante, in percentuale attorno all'8%. Questo dà già un primo segnale di quello che è il risultato dell'attività del primario, quindi di tutte le attività legate al mondo dell'agricoltura. Ma sono tutti i settori dell'agricoltura che sono andati bene? No, ovviamente ci sono dei settori che sono andati molto bene, ci sono dei settori che sono andati abbastanza bene, altri stabili, come succede sempre. Quindi questo dato che noi abbiamo raccolto e che intanto vi abbiamo comunicato è il dato medio di tutta la regione. Poi possiamo entrare nel dettaglio e vedere nei singoli reparti come la situazione si è presentata. E allora entriamo nel dettaglio. Volentieri. Allora, parliamo in generale, per esempio, delle imprese e degli occupati. Le imprese nel Veneto sono, come numero complessivo, sono diminuite dello 0,7%, però c'è un passaggio importante. Sono calate le imprese individuali, che comunque rimangono la stragrande maggioranza delle partite IVA che noi abbiamo nel Veneto, ma sono aumentate le imprese di capitali. Questo vuol dire che c'è un passaggio progressivo verso modalità di gestione dell'impresa che sono più adeguati a poter avere dei finanziamenti più importanti. E l'occupazione allora? L'occupazione nel Veneto invece, controtendenza rispetto a quello che è successo in Italia, l'occupazione è calata. È calata in maniera abbastanza sostanziale del 9,5%, mentre in Italia abbiamo visto che c'è un aumento dell'occupazione, nel Veneto cala in maniera sensibile. Ma allora andiamo anche sui numeri, diciamo, esaltanti. Ecco, io immagino che la grande performance, i numeri importanti che sono stati detti prima, sono determinati soprattutto per il vino, questa grande escalation del vino veneto. Il vino veneto trascina sicuramente l'economia del primario, non c'è alcun dubbio. Teniamo presente che per quanto per esempio riguarda l'export nel settore primario,
parte molto importante dovuta al vino. Il vino è cresciuto, la produzione dell'uva nel 2018 rispetto al 2017 è cresciuta di quasi il 50%, quindi sono numeri sicuramente importanti, mentre la produzione del vino risulta essere cresciuta del 40%. Ecco, allora ricordiamo che sicuramente il Veneto avrà confermato essere la quarta potenza mondiale per export del vino, perché con questi numeri qui certamente non può non confermare questo. Ma se il vino va bene, ci sono altri settori che per esempio possono avere delle difficoltà, soprattutto perché l'anno scorso l'andamento climatico è stato veramente molto altalenante. Non so, sto pensando in particolare ai cereali. Sì, ci sono situazioni diverse nei cereali perché la prima parte dell'anno è stata caratterizzata da una situazione climatica molto piovosa e quindi ci sono stati dei cali produttivi su quelle che sono state le classiche colture invernine e quindi ci sono dei settori che hanno sicuramente sofferto. Chi non ha sofferto sicuramente è il mais, perché il mais è cresciuto dell'11% rispetto alla produzione dell'anno precedente, quindi è un risultato sicuramente molto interessante. Non male, devo dire, anche la soia per quanto riguarda sia la produzione che il prezzo, quindi queste che sono tra le culture sicuramente più importanti del Veneto, il risultato è certamente interessante. E il Veneto è anche una grande regione per quanto riguarda le culture orticole, sto pensando ai radicchi per esempio. I radicchi sono andati molto bene, la crescita del radicchio è stata di circa l'8%, non è andata bene per tutte le colture orticole perché anche qui c'è stata un'influenza importante della situazione climatica che non sempre è stata favorevole a questo tipo di colture, però il radicchio, che è molto rappresentativo del territorio veneto, è andato molto bene, più 8%. Peraltro questo è il periodo di radicchio, il freddo aiuta molto il radicchio ad essere croccante, soprattutto il radicchio tardivo, IGP di Treviso, quindi voglio dire, mangiamolo questo radicchio che è una grande cultura veneta insieme agli altri, sono 5 radicchi veneti IGP. Allora, però restiamo sull'agricoltura, quella storica, quella tradizionale, la zootecnia è fondamentale anche per il Veneto, per il sistema veneto. Sì, la zootecnia ha dei riscontri sul 2018 anche qua che sono stati abbastanza rilevanti. Allora, mentre da un lato le carni avicole hanno mantenuto quella che era il consumo e quindi l'attività produttiva degli anni precedenti, ci sono delle altre situazioni che sono state pesanti, per esempio parliamo del suino, non è stato certamente favorevole, la carne fresca non è andata sicuramente così bene come per altri settori, quindi la zootecnia ha sofferto in parte. Il latte, devo dire, non è andato così male, abbiamo avuto un prezzo di 0,36 medio, 0,36 euro per litro medio nell'arco dell'anno e quindi leggermente superiore rispetto a quelle che erano le situazioni dei 2 anni precedenti, con una produzione abbastanza stabile. Molto bene invece la produzione dei formaggi. Certo, i formaggi sono importanti, sappiamo che il latte veneto diventa, per la gran parte diventa formaggio e formaggio anche a marchio. Ricordiamo per esempio che a proposito dei marchi, Venetoagricoltura è molto impegnata in questo settore, il Festival delle DOP 2019 sarà alla Zise, vero? Esatto, la prima edizione del Festival delle DOP nell'area nell'area ovest della regione Veneto sarà a maggio prossimo alla Zise, in una location sicuramente molto adatta, molto turisticamente frequentata e quindi riusciremo in quell'occasione a poter esprimere anche verso il turista quelle che sono le grandi caratteristiche dei prodotti a marchio del Veneto. E allora segnatevi domenica 19 maggio. Allora chiudiamo perché non possiamo dare tutto il quadro ovviamente del report di Venetoagricoltura che è stato con grande impegno redatto appunto dai tecnici di Venetoagricoltura coordinati dal direttore Alberto Negro.
però lo potete trovare sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, e lì troverete il link per andare a leggere i dati finali. Penso da domani, ecco, sarà disponibile. Però visto che abbiamo la fortuna di avere qui il direttore, un'analisi finale la dobbiamo fare, magari facendo un veloce ragionamento su questo terribile evento che c'è stato a novembre della tempesta Vaia. Veneto Agricoltura ha un forte impegno nel settore forestale, gestisce molte foreste demaniali regionali, cioè di proprietà regionale, e in più ha la responsabilità della gestione degli operai forestali che vanno a gestire cantieri. Allora possiamo fare in un minuto un ragionamento, ecco, sulla foresta, sulla tempesta Vaia e la situazione. Ok, grazie Mimmo per darmi l'occasione di poter dire il punto di vista dell'Agenzia Veneto Agricoltura e quello che noi possiamo effettivamente fare. La tempesta Vaia 28-29 di ottobre scorso ha due aspetti. Il primo aspetto è quello di cercare di liberare quanto più possibile i territori dalle piante che sono schiantate. E questa è un'attività che oggi il commissario sta facendo con molta attenzione e con molta determinazione. È importante portare via il legname perché non si deteriori, perché non ci possano essere problemi di fitopatie e perché soprattutto potrebbero anche esserci problemi durante l'estate prossima di antincendio. Quindi è tutta una quantità di legname a quel punto che sarà secco che potrebbe facilmente prendere fuoco. Veneto Agricoltura è in marcia su questo progetto, supportando l'azione regionale per quanto riguarda la pulizia e la raccolta degli alberi, non tanto nei boschi quanto lungo le strade, lungo gli alberi, nel mettere a posto queste situazioni. Veneto Agricoltura ha circa 500 operai che coordina nelle attività dei servizi idraulico-forestali. La seconda parte invece delle cause di questa tempesta, nelle quali Veneto Agricoltura può certamente avere un ruolo più determinante, è quello della rinascita dei boschi, perché attraverso i propri vivai forestali con produzione certificata di piante autoctone sarà in grado di poter fornire le piante ove venga richiesto, ove sia necessario, per la rinascita dei boschi, che speriamo possa avvenire nei tempi che la natura chiede, perché non possiamo pensare che il bosco rinasca nel giro di 2 o 3 anni. Sappiamo tutti che ci vogliono 10-20 anni per riuscire a vedere qualche cosa nella rinascita, però bisogna partire velocemente perché i tempi della natura sono lunghi. Allora, grazie al direttore di Veneto Agricoltura, ingegnere Alberto Negro. Sui boschi e sulla tempesta Vaia sicuramente torneremo. Grazie per averci dato in anteprima i risultati dell'andamento dell'agricoltura veneta 2018. L'appuntamento, come sempre, è alla settimana prossima con Renzo Micheletto e Mimmo Vita e l'ospite di turno. Vi anticipo che sarà l'assessore regionale Giuseppe Pano. Grazie.